Venerdì 4 gennaio, San Gregorio. È il quarto giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 361 al termine. Il sole sorge alle 7:50, tramonta alle 16:41. La luna sorge alle 22:42, tramonta alle 11:18. Giovanissimo, all'età di 33 anni in competizione con Marin Faliero, al sesto scrutinio viene acclamato doge Andrea Dandolo. Chiamato Conte di Virtù, fu il primo patrizio veneto laureato all'Università di Padova, dove tenne anche la cattedra di diritto. Scrisse una celebre cronaca di Venezia e fu amico del Petrarca, che lo definì giusto, amante della patria, di forte ingegno e di formidabile eloquenza. Fu l'ultimo doge sepolto nella Basilica di San Marco. Le previsioni per domani. Cielo per lo più molto nuvoloso in pianura e irregolarmente nuvoloso in montagna, con qualche fase di schiarita più che altro sulle zone montane e piedemontane. Parziali riduzioni della visibilità a bassa quota, nelle prime ore anche per possibili nebbie in pianura. Precipitazioni per lo più modeste e da locali a sparse per gran parte della giornata, ma in probabile estensione e parziale intensificazione da sud-est verso sera in pianura. Limite delle nevicate sulle Dolomiti a fondovalle e sulle prealpi in prevalenza a 500-800 metri. Per le temperature prevarrà un moderato calo.